Domenica 3 marzo parte la 16ª mezza maratona della Concordia. Qual è il tragitto? Si parte dal viale Falcone Borsellino e si va in direzione delle dune. Prima si fa il giro del viale dei Pini, si ripassa dal traguardo, si arriva in fondo fino alle dune e poi si torna indietro, si passa davanti al villaggio Peruzzo, si sale verso la via Sacra, si entra dentro la via Sacra e arrivato al Tempio di Giona si torna indietro e si ridiscende, si ripassa di nuovo davanti al villaggio Peruzzo e si arriva a San Leone, arriva. Questi sono 21 km e 0,97. La nostra è una gara tecnica proprio perché compendia sia tratti di pianura ampia e poi c'è quel tratto della salita che caratterizza un po' il nostro percorso perché ci porta dentro la via Sacra. Sicuramente è una fatica per gli atleti, però arrivare lungo la via Sacra e poter correre accanto ai Tempi Greci, alla Concordia, di Giunone è uno spettacolo nello spettacolo, ecco perché in tanti vengono. Quest'anno abbiamo superato ogni rosea previsione, abbiamo 1500 iscritti, siamo la mezza maratona più gettonata, più numerosa della Sicilia e anche del meridione d'Italia. Questo ci inorgoglisce, ci porta sicuramente tanti carichi, però siamo contenti perché grazie al lavoro fatto negli anni passati siamo alla 16ª edizione, quindi si è lavorato tanto, oggi raccogliamo degli ottimi risultati. All'interno della mezza maratona della Concordia quest'anno viene ospitato anche un altro evento, protagonisti Vigili del Fuoco. Sì, in questa manifestazione veniamo ospitati anche noi con il nostro 18° campionato italiano Vigili del Fuoco di mezza maratona, che quest'anno verrà intitolato Memorial Totò Cucchiara, che è un nostro collega che è deceduto 2 anni fa e anche lui era uno appassionato di ipotismo. Si prevede arriveranno circa 100 atleti dei Vigili del Fuoco da vari comandi d'Italia, Milano, Torino, anche dalla Sicilia, più accompagnatori, e noi quest'anno verremo associati anche a quest'altra manifestazione, quindi con lo stesso circuito identico.